attesa per l'inaugurazione del primo tratto della Pedemontana che si terrà lunedì alla presenza di Salvini e Zaia. Siamo andati a vedere il casello ed il tratto che sarà aperto al traffico. Tragico schianto in A4 a San Stino di Livenza, 59enne di grado finisce con l'auto sotto un tir, per lui nulla da fare, autostrada chiusa in direzione Trieste. Oggi giornata con il fiato sospeso dopo i nubifragi che hanno flagellato il Veneto, pesanti danni e polemiche, la Regione firma la richiesta dello stato d'emergenza. Dure reazioni nei confronti dei componenti delle baby gang che negli ultimi mesi hanno seminato il terrore a Venezia, in centro storico e terraferma, 7 arresti, 19 indagati. Filma con lo smartphone i turisti che fanno la doccia in un camping del veneziano, minorenne denunciato dalla polizia postale. Il Giro d'Italia arriva in Veneto domani con la tappa Val d'Aura Santa Maria di Sale, venerdì con partenza da Treviso, la giornata più critica sul fronte della viabilità, quella di domani chiusa la 27. Sabato il Padova Pride, la manifestazione a sostegno del mondo omosessuale, si attendono migliaia di partecipanti nella città del Santo. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la Pedemontana, c'è grande attesa per l'inaugurazione del primo tratto lunedì alla presenza di Salvini e Zaia. Noi intanto siamo andati a vedere il casello ed il tratto della Pedemontana che sarà aperto al traffico, ma intanto a Breganze c'è chi si preoccupa per l'assenza della complanare. Sentiamo il primo servizio. Finalmente ci siamo. Si vede la luce in fondo al tunnel della strada Pedemontana Veneta. Il vice premier Matteo Salvini ha annunciato in diretta Facebook dal tetto del Viminale l'inaugurazione del tratto fra Tiene e Breganze, che si terrà lunedì mattina. E la conferma arriva dal governatore Luca Zaia. Questa è un'infrastruttura voluta dalla stragrande maggioranza dei cittadini, voluta da tutte le amministrazioni comunali, è un'opera che i veneti chiedono e stiamo realizzando. La concluderemo entro il 31 dicembre del 2020, ma ovviamente nel frattempo si inizierà ad aprire lotti funzionali, come questo che è il primo lotto. Il tratto che verrà aperto è, per quanto importante, solo un segmento di un'opera molto più vasta. Stiamo parlando di 17 caselli, 94 km e mezzo, 2 miliardi 258 milioni di opere che sono già cantierate e realizzate per oltre il 60%. Ci lavorano quasi 2000 persone su questo cantiere. Tutto è pronto quindi per l'apertura e c'è grande attesa in tutto il Veneto per questo passaggio, anche perché la tempistica dell'annuncio assume l'aspetto di un segnale politico di enorme importanza per il governo giallo-verde. Noi siamo andati a dare un'occhiata all'infrastruttura, sulla quale per ora circolano solo i veicoli degli operatori per le ultime manutenzioni. Stiamo viaggiando sul tratto della Pedemontana Veneta che verrà inaugurato lunedì. Verrà il vice premier Matteo Salvini, con lui ci sarà il governatore del Veneto Luca Zaia e questa strada diventerà un punto di riferimento fondamentale per tutto il territorio. Resta comunque in ballo la ricaduta immediata sulla viabilità locale dell'apertura della Pedemontana. Manca ancora la complanare di Breganze e c'è il rischio che le ripercussioni per il traffico minore e per la quotidianità dei residenti siano importanti. L'appuntamento per il taglio del nastro è quindi fissato per lunedì a mezzogiorno di fronte al nuovo casello. Quello che vedete alle mie spalle è il casello di connessione fra la A31 Valdastico e la strada Pedemontana Veneta. Fra pochi giorni questo diventerà uno snodo fondamentale per tutto il territorio. E continuiamo a parlare di grandi opere. Come emendamenti dei relatori abbiamo chiuso, ci sarà un'altra serie di emendamenti, lo ha detto il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Toninelli al termine della riunione di maggioranza al Senato sullo sblocca cantieri. Gli emendamenti attesi in aula sono circa una decina, confermato, ha detto il Vice Ministro Rixi uscendo dalla stessa riunione, che l'emendamento della Lega per il commissariamento delle opere prioritarie, tra cui la TAV, diventerà un ordine del giorno. Io non ho letto alcun ordine del giorno, ma sicuramente si tratta di infrastrutture ferroviarie nazionali a cui teniamo ovviamente anche noi, ha precisato Toninelli. Un altro emendamento riguarda poi il Mose, è sotto il vaglio del MEF, ha detto Toninelli, spiegando che prevede coperture perché il Mose è un'opera infinita che, dicono i tecnici, dovrebbe costare circa 80 milioni all'anno di manutenzione, così ha concluso il Ministro.
Ed ora la cronaca, incidente mortale oggi pomeriggio lungo l'autostrada A4, un'auto è finita contro il pianale di un camion, a perdere la vita un 59enne di Grado. L'incidente si è verificato intorno alle 15:30 a San Stino di Livenza, predisposta la chiusura del tratto San Stino-Porto Gruaro in direzione Trieste. Secondo una prima ricostruzione la vettura è finita contro il mezzo pesante e appunto a seguito dell'impatto il conducente è deceduto. Sul posto per i rilievi la polizia stradale, il personale di autovia, i vigili del fuoco e l'elisoccorso. Il punto nel quale si è verificato l'incidente, ricorda Autovie, non è per ora soggetto ai lavori per la realizzazione della terza corsia. Pochi minuti fa c'erano circa 500 metri di coda sul luogo dell'incidente. Ed ora il maltempo che dal pomeriggio di ieri sta imperversando a macchia di leopardo su tutto il Veneto. Vediamo la situazione, la conta dei danni in provincia di Treviso. Via Botteniga, Treviso. Un pino marittimo si schianta su 2 auto e solo l'ora notturna evita una tragedia, istantanea di un maltempo che anche nella giornata di oggi non ha dato tregua, tenendo impegnati e pronti a intervenire i soccorsi in buona parte della Marca. Solo qualche ora prima da Oderzo a Castelfranco si erano registrati dai 50 ai 75 mm di pioggia. E mentre inizia una pesante conta dei danni, per tutta la giornata di oggi i vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di allagamenti, soprattutto nella zona di Oderzo, per scantinati e garage. Ieri sera si è raggiunto l'apice degli allagamenti tra le 20 e le 21. Nello Pitergino sono caduti 65 mm di pioggia, diverse le strade allagate e i sottopassi impraticabili. Situazioni particolarmente critiche in via Bosco Comuna, in centro in via Garibaldi e anche nella zona industriale, nell'area di Camino. Problemi anche in via Madre Teresa di Calcutta tra Colfrancugli e Faè. Chiaramente le persone hanno avuto grandissimi disagi e si aspettano le soluzioni. Allora noi abbiamo appena approvato al Consiglio Comunale il piano delle acque. Questo piano prevede 10 milioni di opere da realizzare per risolvere i problemi e quindi man mano che reperiremo i finanziamenti interverremo. Nei social non sono mancate le polemiche sulla manutenzione di fossi e caditoie. Via Garibaldi è andata sott'acqua e io stessa mi sono subito preoccupata delle caditoie, perché siccome non succedeva da un bel pezzo ho immediatamente chiamato gli operai e mi ha detto no, le caditoie le avevamo appena pulite. Il problema è che aveva piovuto precedentemente, quindi il terreno era saturo e ne è venuta acqua talmente tanta che era tutto pieno e quindi non scendeva. Strade e sottopassi allagati anche ad Ormelle e Fontanelle. Il sottopasso di Viale Europa, Ponte di Piave, è ancora inagibile. Qui 2 auto sono state portate via prima di essere inghiottite da più di 600 metri cubi di acqua. L'esondazione dell'altro fosso dall'altra parte di là ha riempito il sottopassaggio, le pompe non ce l'hanno fatta a stargli dietro. Quanto tempo ci metterete a svuotare il sottopasso? Ci vorrà tutta stanotte penso, e forse fino domani mattina. Allora vediamo nel prossimo servizio le impressionanti immagini di questa notte da incubo per la Marca trevigiana. Cornuda, Crocetta del Montello, Castelfranco Veneto, Oderzo, nubifragi intensi, le temute bombe d'acqua, centri abitati e zone più periferiche allagati per ore. Emblematica l'immagine del sottopasso all'Ipera di Castelfranco con un'auto bloccata sommersa quasi per intero. Un centinaio le chiamate ai vigili del fuoco che nella notte hanno proseguito il lavoro, in particolare a Oderzo. Questa è via Madre Teresa di Calcutta. Strade allagate a Crocetta, a Cornuda oggi si devono contare i danni. Secondo allagamento in 10 mesi, l'esasperazione all'officina Zavarise di via Zanini. Noi ci ritroviamo nella stessa identica situazione. La differenza l'anno scorso dispiaciuto, quest'anno arrabbiato perché bisogna trovare delle soluzioni e qualcuno deve pagare questa volta. Danni? L'altra volta 90.000, adesso siamo intorno ai 70, perché ho salvato qualcosina. Fortunatamente è accaduto quando voi eravate presenti qui in fabbrica. Sì, con clienti e paura. Paura perché l'acqua è salita in 10 minuti. La competenza non è del comune, però c'è già un piano del consorzio di bonifica che è partito da un mese e che sta monitorando tutto
tutto l'alveo di questo torrente e non solo, proprio per metterlo in sicurezza. In centro al paese e verso la stazione la situazione non è andata molto meglio. Una bomba d'acqua ha invaso anche il suo negozio. Sì, purtroppo sì, siamo riusciti un po' a fermare questa ondata incredibile che in mezz'ora 1 metro d'acqua è arrivata fino a qua l'acqua, fino a qua, una cosa mai vista a Cornuda, incredibile. Era già successo, però non era mai entrata, era sempre stata sulla strada o qua dietro tipo. Era proprio brutto di guardare anche la pioggia che non fermava, l'acqua andava dentro, io pensavo mamma mia cosa faccio io, allora ho lasciato qui, chiudo la mia porta, è andata la mia amica che abita di là per stare di là perché era nervosa, piangeva perché non sapevo cosa fare. Ma dentro avevo melma, avevo acqua fino in fondo al bagno. Già abbiamo lavorato 2 ore per buttare fuori tutto. Quindi tutta la zona della stazione è stata pesantemente colpita, tante case che sono andate sott'acqua, scantinati, uffici e siamo riusciti comunque adesso a risolvere un po' la situazione dopo qualche ora. Lei ha messo le paratie addirittura? Le 10 anni che ho fatto le paratie, d'altronde non si può vivere una vita che mi qua vivo sempre con paura dell'acqua alta. E fate tutto, è fatta cassa espansione, è fatta casa, però l'acqua alta quando è che viene solo, c'è niente da fare. Fino a sera sorvegliati speciali sono stati i corsi d'acqua, non smette di piovere e anche le frane fanno paura. 2 famiglie sono state evacuate per uno smottamento a Formeniga nel Vittoriese. La situazione rimane delicata e monitorata di ora in ora. Disagi e danni anche nel veneziano, vediamo cosa è successo a Noale. Diluvio, nubifragio, bomba d'acqua, ma sull'ondata di temporali che hanno colpito il veneziano, più che le definizioni fanno impressione i dati ufficiali diffusi dall'ARPAV. A Portogruaro, ad esempio, in 3 ore sono caduti 82 mm di pioggia, più in generale si registra una media che va dai 50 ai 75 mm, con la punta di oltre 100 a Lison. Livello dei fiumi altissimo, questo è il Dese a Martellago, ma soprattutto tanta acqua dal cielo. A Scorzè, Santa Maria di Sala e soprattutto a Noale, con allagamenti un po' ovunque, tanto che il comune aveva invitato i cittadini a rimanere in casa, mentre un esercito di vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine e tecnici del consorzio acque risorgive lavorava incessantemente. Particolarmente colpita la frazione di Moniego. Ho avuto problemi con la strada dove faccio la mia casa che si è allagata. E si è allagato tutto, giù il garage, bagno, dal bidet e dal watt, proprio sgorgava, e dalla doccia. Ho visto delle abitazioni sinceramente con garaggi allagati fino a 2,5 metri. Situazioni che si sono verificate ad esempio nei garage delle case di via Cerva, una delle più colpite da quella che stava assumendo le caratteristiche di un'alluvione. Ho dovuto fare il volo qua, contromano, con la pesante suonando, che tornassero indietro quelli che venivano con loro, perché questo c'è la macchina bloccata qua, l'acqua alta. Acqua alta che ha sommerso i garage sotterranei, automobili comprese. Il garage è sotto 2,5 metri d'acqua, sono entrate e quindi le macchine sono, a mio avviso, da buttare, perlomeno, non lo so. Perlomeno l'automobile di sua figlia ha detto che era nuovo. Di mia figlia, 3 mesi di vita, e qua la stanno caricando, la stanno portando via. Poco più avanti un'altra casa dove si continua a lavorare, se non altro per fare un po' d'ordine e di pulizia, ma i danni sono ingenti e la nottata appena trascorsa è stata da incubo. L'acqua era più di 1,60 metri. Dentro casa c'erano i frighi, c'erano le lavatrici, c'è tutto che galleggiava. Soprattutto per il garage è tutto distrutto. E dispiace perché sono tutti ricordi, sono tutte robe di mio padre, roba... A cui teneva molto. Sì. Quartieri allagati anche a Cittadella, vediamo. La Mercedes che emerge come un'isola in un lago è la fotografia di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di martedì a Cittadella, quando sulla città si è riversata una quantità d'acqua impressionante in brevissimo tempo. Alcuni dei fossati ad uso agricolo ai margini della città non hanno retto l'intensità del nubifragio e si sono riversati in strada negli scantinati e nei coltili di zone come via Kennedy, via Sant'Antonio, a Pozzetto e a Facca. Il sottopasso di via Sant'Antonio si è trasformato in una trappola, pur essendo larghissimo, si sono accumulati 2 metri d'acqua
e un automobilista se l'è vista brutta non valutando il rischio. Alla fine è stata salvata da un passante. Anche le vie attorno alla caserma dei Carabinieri si sono trasformate in canali con l'intervento di mezzi per pompare acqua, come accaduto negli scantinati di Pozzetto. Un'ordinanza del comune di Cittadella ha imposto in mattinata la pulizia straordinaria delle caditoie e dei tombini per cercare di prevenire ulteriori danni, visto che l'esondazione del fossato ha riversato anche fango e detriti nelle sedi stradali. Chiudiamo dunque quest'ampia pagina dedicata all'ondata di maltempo che ha investito il Veneto nelle ultime ore. Proseguiamo con la cronaca, colpo alle baby gang che negli ultimi mesi hanno seminato il terrore tra centro storico e terraferma veneziana. 8 arresti, 19 indagati, ma le indagini continuano. 7 arresti, 3 maggiorenni, 4 minorenni, tutti maschi dai 14 ai 18 anni. Sono stati eseguiti dalla squadra mobile della polizia nei confronti dei componenti delle baby gang che negli ultimi mesi hanno seminato il panico tra il centro storico e la terraferma. Sono tutti italiani, qualcuno originario dell'est, prevalentemente veneziani e trevigiani, con un comune denominatore. Una giovanissima età, una spregiudicatezza e una gravità dei reati hanno ascritti. C'è grande amarezza per queste misure restrittive che vanno a toccare soggetti giovani o giovanissimi che sono destinatari di provvedimenti significativi e importanti. In carcere c'è anche un minorenne ed è un segnale estremamente significativo, un'azione incisiva della Procura dei minori e la gravità dei fatti attribuiti a questo soggetto minorenne che ha superato anche quelle garanzie di cui godono i soggetti minorenni, proprio per la gravità degli episodi in contestazione e della certezza degli elementi a suo carico. Eseguite anche 12 perquisizioni domiciliari. In una delle 12 perquisizioni delegate dalle autorità giudiziarie abbiamo trovato a cargo di un soggetto minorenne dello stupefacente marijuana, un hashish, un contenno, materiale per il confezionamento della sostanza, bustine e bilancino, un passamontagna. Una persona di concerto con l'autorità giudiziaria minorile è stata arrestata nella flagranza del reato e sottoposta agli arresti domiciliari. 3 i gruppi identificati. Il primo, in cui un 19enne moglianese e un 16enne mestrino sono stati portati in carcere perché responsabili di almeno 2 rapine avvenute a gennaio a Santa Ponale e San Basilio. Furono aggrediti gruppetti di ragazzi anche con un tirapugni. Al 19enne è contestata una terza rapina al Lido, dove con altri complici avrebbe minacciato un ragazzino sottraendogli 20 euro. Il secondo gruppo ha agito a Mestre tra Piazzale Cialdini, Madonna Pellegrina e Piazza Barche. In carcere un 18enne mestrino accusato di furto, danneggiamento e tentata estorsione e raggiunto poche settimane fa da un provvedimento di sorveglianza speciale. Furti e danneggiamenti, molti nei garage di case private, uno al liceo Guggenheim, uffici Veritas e all'ANAS dove sono stati rubati 3 veicoli. Terzo gruppo, un 18enne è finito ai domiciliari, 3 minori in comunità. Sono responsabili di una tentata rapina avvenuta a febbraio ai danni di un bengalese picchiato violentemente, anche con un ombrello. Ci sono 19 indagati. Stiamo lavorando e a questo proposito sono state eseguite oggi anche una dozzina di perquisizioni. Stiamo lavorando per accertare la responsabilità degli altri soggetti indagati. Rubava video mentre le persone facevano la doccia in un campeggio della provincia di Venezia. L'autore, un minorenne, è stato individuato dalla polizia postale. A segnalare il fatto era stata una coppia in vacanza che ha fatto scattare l'indagine e che ha portato a segnalare il minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale minorile di Venezia. L'indagine ha permesso di prelevare lo smartphone utilizzato per le riprese e attraverso l'esame dello stesso a stabilire che la condotta illecita non era occasionale ma sistematica, individuando poi le molte persone vittime della violazione della privacy. I video inoltre venivano messi in circolazione dal minorenne che li inviava ad un gruppo di amici. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco.
Eccoci nuovamente in studio con l'edizione del Veneto dei TG di Antenna 3, parliamo ora del Giro d'Italia che domani entra nella Marca, domani con la tappa Val d'Aora Santa Maria di Sala e venerdì con partenza da Treviso e arrivo a San Martino di Castrozza. La giornata più critica sul fronte della viabilità sarà proprio quella di domani, giovedì, con la chiusura della A27 dalle 12 alle 16 da Conegliano a Belluno e l'impossibilità di attraversare la provincia da est a ovest. Sentiamo. Palloncini, fiocchi, nonostante la pioggia la Marca si prepara al passaggio del Giro d'Italia, una festa che comporterà anche non pochi disagi alla circolazione. Domani in particolare la 17ª tappa Val d'Aora Santa Maria di Sala attraverserà l'intera provincia di Treviso da nord, Sella Fadalto, a sud, attraversando Conegliano, Ponte della Priula, Spresiano, Paese, Quinto, Zero Branco per proseguire poi verso Scorzè, Noale fino all'arrivo. Il percorso indicato impedirà l'utilizzo dell'autostrada A27 in tutta la tratta nord da Conegliano a Belluno, che verrà infatti chiusa l'autostrada dalle 12 alle 16 in entrambi i sensi di marcia. La chiusura della A27 impone un percorso alternativo molto lungo per attraversare la Marca e per raggiungere Belluno. Da Oderzo, arrivando a Treviso, Mestre, la SR11 in provincia di Venezia per arrivare a Padova. All'altezza di Padova Est si dovrà percorrere la SR308 verso Castelfranco per poi proseguire sulla SP667 a Cornuda e a Cornuda prendere la Feltrina e a Feltre al bivio andare a Belluno. Percorso simile via Mestre e Padova per chi decide di imboccare la 4 e la 28. Eccezionalmente sarà consentito l'attraversamento della Feltrina all'altezza di Castagnole per coloro che dovranno raggiungere l'aeroporto di Treviso, ma comunque fino a un massimo di mezz'ora prima del passaggio. Il rischio ingorghi e code è molto elevato, ecco quindi i consigli della Polstrada. Raccomandiamo assolutamente grande pazienza a tutti coloro che necessariamente dovranno utilizzare le strade della provincia. Chiediamo e consigliamo a tutti coloro che non hanno necessità di non mettersi in macchina durante le ore in cui è prevista la sospensione della circolazione, perché saranno forti comunque i disagi, i rallentamenti e le code che inevitabilmente riguarderanno tutti gli assi principali viari della nostra provincia, quindi la Pontebana, la SR53, la Feltrina e diciamo tutte le viabilità più importanti. Ed ora assieme a voi condividiamo una bellissima notizia che riguarda il piccolo Joe, il bimbo per il quale si era innescata una vera e propria gara di solidarietà. Sentiamo. È arrivata giusta ieri sera verso le 7 la notizia che l'intervento è stato programmato per l'11 di luglio e sarà di giovedì. Avremo l'8 luglio il preoperatorio, per cui noi per fine giugno partiamo. La notizia tanto attesa insomma è arrivata. È stata una cosa disarmante, bellissima e nello stesso tempo spaventosa per noi, perché ho un buco nello stomaco che è una cosa penso sia normale, perché alla fine aspetti la notizia e quando arriva ti prendono anche 1000 paure, 1000 ansie, però non vedo l'ora, perché io penso l'anno prossimo mio figlio salterà, farà di tutto e io guardo a quello. Palpabile l'emozione di Erika Molinarolo, la mamma coraggio che lo scorso febbraio attraverso le nostre telecamere lanciò un accorato appello per far sì che il suo piccolo Joe, affetto da emimelia tibiale, malformazione alla gambina destra, potesse essere sottoposto a una costosissima operazione in Florida che gli permetterà di correre e camminare con e come i suoi amici. Da quel giorno voi telespettatori avete risposto con una generosità inimmaginabile, siete stati meravigliosi ed è con voi che vogliamo condividere questo momento speciale per Giovanni e per tutta la sua famiglia. E si parte! Il dottore ha richiesto la nostra permanenza per 8 mesi, almeno 8 mesi, in quanto farà i 2 interventi più la fisioterapia e la riabilitazione per poterlo mandare a casa che cammina già indipendentemente. Erika è pronta a dare il suo aiuto adesso anche ad altri bambini che si trovano nella situazione di Joe. In contemporanea sto cercando di smuovere la regione Toscana per aiutare la piccola Joe, che è una bambina che ha poco più di 2 anni e ha lo stesso problema di Giovanni. E fresco è nato circa un mese fa il 5º bambino col problema di Giovanni, per cui vediamo di riuscire a smuovere queste montagne anche per loro. Nel mio piccolo voglio poter fare del bene anche a loro come ne ho ricevuto tantissimo io. Il 1° giugno a Padova, il Padova Pride, manifestazione per l'orgoglio omosessuale, vediamo.
L'orgoglio gay torna a sfilare a Padova. Dopo il successo dell'anno scorso, il Padova Pride vuole ripetere l'impresa di portare in piazza oltre 10.000 persone per sostenere i diritti del mondo LGBT. Sabato 1 giugno l'appuntamento è in piazza Garibaldi, dove alle 16 inizierà la parata colorata e festosa. Abbiamo organizzato eventi e promosso il Pride anche in un'ottica trasversale. Ci siamo occupati di tematiche femminili, tematiche legate all'antirazzismo, tematiche legate all'immigrazione, tematiche legate alla disabilità. Tutti sono invitati al Pride perché il Pride riguarda i diritti civili di tutti quanti. La festa si concluderà al Parco delle Mura con eventi realizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale, associazioni e realtà culturali cittadine. Musica, spettacoli fino alle 23:30 per non disturbare i residenti, poi inizierà il Silent Party con cuffie consegnate ai partecipanti per poter ascoltare musica e ballare individualmente. La sfilata e la festa saranno anche l'occasione per riflettere sui diritti civili e lanciare un messaggio alla politica alla luce dei recenti risultati alle europee. Il Comune di Padova insieme ad altre amministrazioni locali ha patrocinato l'evento, definendo un percorso della sfilata che non intralcerà il lavoro dei commercianti del centro storico. Abbiamo lavorato fianco a fianco con gli organizzatori proprio per permettere loro di avere la massima visibilità, il massimo risalto per l'iniziativa, che è importante, ma al tempo stesso ridurre i disagi al minimo, per cui il corteo partirà da piazza Garibaldi e raggiungerà quindi il Parco delle Mura in via Sarpi. Abbiamo scelto un itinerario che non interferirà con il tram, che quindi non avrà in questa occasione degli stop come invece è stato in altre manifestazioni. Quindi i disagi sono ridotti al minimo. Io invito tutti a partecipare, tutte le persone al di là dell'appartenenza al mondo LGBT, tutte le persone che si riconoscono in una società che vuole limitare e anzi abolire ogni forma di discriminazione e invece sostenere i diritti civili. È tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Il maltempo che sta causando allagamenti e disagi in molte zone ha le ore contate. Giovedì 30 maggio infatti sarà una giornata con più sole. Nel dettaglio sul Veneto il cielo risulterà a tratti coperto al mattino con qualche ultimo rovescio sul bellunese. Ampio soleggiamento ovunque invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime piuttosto gradevoli, oscillanti invece tra 19 e 22 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo residue piogge nella prima parte della giornata, ma in esaurimento entro le ore pomeridiane, quando invece sarà ampiamente soleggiato ovunque. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime comprese tra 18 e 21 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo tempo asciutto e stabile quasi ovunque, salvo per qualche isolato piovasco al mattino sui settori di confine. Il cielo sarà invece poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime comprese invece tra 23 e 24 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.